Da alcuni giorni, subito dopo la breve sosta di Natale, l'Akragas è ritornato ad allenarsi agli ordini del tecnico Totovullo. Concluso il girone di andata in seconda posizione, ricordiamo che è l'unica imbattuta dell'intero campionato, il complesso biancazzurro ha completato il giro di boa senza particolari sussulti nel mercato dicembrino. A parte qualche ragazzo che va ad arricchire la numerica della rosa, non si sono registrati quei volti che in molti pensavano che potessero arrivare per dare maggiore consistenza tecnica, specie al reparto di centrocampo. Per me va bene così, aveva dichiarato nei giorni scorsi lo stesso trainer biancazzurro, Totò Vivullo, o calciatore di buona qualità con cui potrò lavorare bene in questo periodo che precede l'inizio del girone di ritorno. La squadra ha bisogno di lavorare tanto ed abbiamo iniziato a farlo per raggiungere una condizione ideale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Il prossimo 5 gennaio la compagine dei Templi sarà di scena allo stadio Nino Vaccara contro il Mazzara di Dino Marino, che ultimamente ha operato nel mercato di riparazione con l'arrivo di alcuni calciatori esperti di categoria, come Giardina che proviene dal Sant'Agata, il portiere Pietro Iacono dello Sporting Vallone, Paladino da San Vito Lo Capo, Messina che arriva dalla Cefalenium, Erbini dal Marsala, Martone dal Sant'Antonio Abate e l'ex biancazzurro Caronia, a cui si è aggiunto ultimamente l'attaccante Angelo Rosella, un bomber di razza. Una squadra rimessa a nuovo che cercherà di partire con il piede giusto contro l'Akragas. Gambino e compagni sono avvisati e certamente continueranno ad allenarsi sino al prossimo 31 dicembre, poi ancora una breve pausa per il Capodanno e dal prossimo 2 gennaio nuovamente in campo per continuare a preparare la sfida contro la compagine mazzarese.